Questo per la nostra regione è un anniversario importante. 2 anni fa, oltre 2 milioni di veneti, il 57% del corpo elettorale, andammo a votare. Ci recammo tutti in una giornata di pioggia a votare in modo legittimo, secondo ciò che è previsto dalla Costituzione e con un regolamento che portò i veneti fisicamente alle urne per dire che in Veneto chiediamo l'autonomia. Il presidente Zaia in tutti questi anni ha argomentato, ha portato tutte le giustificazioni non solo di un grande referendum popolare, ma della bontà di avere un'autonomia che prevede il principio sostanziale della responsabilità della decisione presa il più vicino possibile ai cittadini. Questa è l'autonomia. E oggi, a 2 anni, al terzo governo, perché in 2 anni sono cambiati 3 governi che hanno cercato di rinviare, di prenderci in giro, di gettarla, soprattutto una certa parte politica, in rissa, dipingendo i veneti e il Veneto come una regione di egoisti che vogliono il bene proprio e il male degli altri. No, noi crediamo invece che l'Italia, secondo l'organizzazione amministrativa delle regioni, debba avere maggiore autonomia, il che significa che chi prende la decisione deve anche avere la responsabilità evidente di essere poi giudicato dai propri cittadini. Oggi non è così. E la cosa che ci deve spingere a continuare questo dialogo certamente istituzionale, ma anche trovare altre forme istituzionali per portare le istanze dell'autonomia all'attenzione nazionale ed essere approvate, significa anche fare in modo che su alcune materie, il Presidente ha indicato la prima, la più importante, la scuola, una materia che io seguo oramai da 14 anni. Pensate che il primo studio sull'autonomia venne fatto nel 2006. Io ricordo che approfondì questo tema. Successivamente la regione Emilia-Romagna, con un governo di centrodestra, quello sì in maniera un po' forzata, però una regione di sinistra, fece approvare una propria legge che poi andò in corte per essere discussa, per avere l'organizzazione del personale. E io guardo alla provincia autonoma di Trento, che come avete visto non è andata fuori dai confini dell'ordinamento nazionale, che anzi ha un modello di organizzazione della scuola migliore. Hanno i docenti in classe dal primo giorno, hanno i presidi che hanno un concorso regionale e tutto funziona meglio. Il presidente Zaia oggi ha detto: la prima tra le materie che tratteremo con legge da discutere in Consiglio regionale e da portare in discussione alla Corte sarà la scuola. E io sono felice perché il lavoro di questi anni, in particolare le tante argomentazioni, le giustificazioni e soprattutto le risposte che daremo ai cittadini. Chi sono i cittadini che guardano alla scuola? Sono le famiglie che mi scrivono che ancora oggi mancano insegnanti, siamo il 22 di ottobre. Sono gli insegnanti che vogliono essere valorizzati, non vogliono sentirsi parte di un mare magno dove il buono sta insieme a quello che non fa niente, la delinquente sta insieme a quello che invece si spende oltre l'orario di lavoro. I presidi che potranno avere un orizzonte temporale e una responsabilità ben collegata al territorio, e penso soprattutto ai tanti studenti a cui daremo una migliore organizzazione della scuola. Bene, oggi per me è una buona giornata.